E chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca, siamo ai temi politici. Non ha usato mezzi termini il segretario nazionale dell'IDV nel corso della convention di ieri al Museo del Presente di Rende. Alla Calabria, ha detto, serve subito un nuovo governo. Ha seguito l'incontro per noi Maria Vittoria Morano. Uscire dall'isolamento e mettere su il prima possibile un nuovo governo regionale. E questa è la ricetta per la Calabria del segretario dell'Italia dei Valori Ignazio Messina, arrivato per dare il via ad una serie di incontri in vista delle prossime consultazioni elettorali europee, comunali e regionali. Il leader dell'IDV non ha risparmiato pesanti stoccate alla presidente della regione Giuseppe Scopelliti. La Calabria, ha affermato Messina, in questi anni è stata amministrata malissimo da un governo di centrodestra che di tutto si è occupato fuorché dei problemi dei suoi cittadini. E a proposito della vicenda del trasbordo delle armi chimiche siriane nel porto di Gioia Tauro, Messina non ha mancato di manifestare tutto il suo dissenso. È una vicenda nebulosa, una vergogna che abbiamo denunciato per primi. Dalla politica locale, attualmente al governo della Calabria, non sono arrivate, ha detto, parole di chiarezza. È per questo che l'unico ricostituente per una politica debilitata è un governo nuovo che inizi a farsi carico di tanti mali a partire da quelli ambientali. Interrogato sul ruolo dell'IDV nello scenario politico nazionale, poi questa è la sua linea. Le prospettive sono quelle di lavorare all'interno della coalizione del centrosinistra per costruire un nuovo governo del Paese, diverso culturalmente e politicamente dal centrodestra, ma anche le larghe intese che da Monti a Letta comunque non hanno portato a nulla di buono. Una nuova legge elettorale che consentirà quindi una volta per tutte al centrosinistra di coalizzarsi, di stare insieme su un progetto, su delle idee.